Ehi, Terzigno, proteste e violenze, 22/10/2010, Teleoggi, canale 9. Però, senti, che scene. Vediamo se c'è qualche commento, vediamo. Vediamo, visualizza tutti i commenti. Vediamo, sì, dice c'è. Ecco, cominciamo. Ecco, Terzigno, protesta e violenze, 22/10/2010, aggiunto un giorno fa da Teleoggi canale 9, visualizzazioni 15.428. Così tanti, così pochi, sono tanti o pochi per un giorno? Beh, quello che è, vediamo, allora, cosa ha detto Anticaneglia dice, ecco, dice, ma così, dice, fanno un favore alla marmaglia politica. Ecco, dice, adesso arriva il solito Berlusconi, il solito Bertolaso, miracolo! Ecco San Silvio e San Bertolaso, insomma. Ecco, dice, a guidare le sommosse sono i grilli, ma i grilli sono leghisti in incognito, dice, e foraggiati da Berlusconi. Ecco, lui fa tutto lui, no? Sì. Dice, e poi, dice, i padani si faranno belli dicendo che pagano i danni. Dice, non pagano un bel niente, rubano soprattutto ai meridionali, disgraziatamente capitati a Milano e Paraggi, pagano. Però, è così che funziona, però, che furbetti. Dice, ma tutti quei cellerini, tutti quei mezzi, i danni ai mezzi, i danni alla città, ai lampioni, eccetera, ai semafori, chi li paga? Ecco, arriva il vomitoso vomitevole, il portavomiti Doc, e dice le solite cose, vabbè, vomita. Un certo Junk 32 dice, nel futuro regno magico di Angelo Russo, ma chi è? Che ne so, dice, ogni giorno spam illogico ad Angelo Russo. E che vuol dire? Dice, sta scoppiando una battaglia molto strana, sono in guerra tutti i giorni della settimana. È un po' anche poeta questo, eh? Beh, si atteggia. Dice, la malvagia e nera principessa Cecilia Vassena. Perché principessa Cecilia Vassena? Chi è la principessa? Quella, ma è una merdaccia. Vabbè, va. Dice, principessa Cecilia Vassena, la chiama principessa, è una fessa pure. Dice, sempre pronta alla sommossa contro tutti i dì. Vabbè, usurpare, dice, vuole il posto di sovrano a Isabelita, la vera erede al trono. Ma che cazzo vuol dire? Non si capisce. Comunque c'è una risposta da Amun che dice, quella bottanazza della Cecilia Vassena è ancora a piede libero. Prima o poi, dice, ci andrò io di persona in quell'orinale che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano. La bottanazza la prendo per i capelli, prima la sbatto al muro e poi con un calcio la spedisco a San Vittore o in un cassoletto. La discarica, no? E mica, dice, solo la Cecilia Vassena, almeno un'altra ventina tra bottanazze e cornotazzi, parlando solo di toghe, poi ce ne sono tanti altri. Dice, la tragni, la formica, il tarantola, il vitiello, la pomodoro, il corte, il robredo, il civardi, il ruto, la cerretta, la rispoli. E poi la cogliondolo, l'adameno, il paladino, ma ce ne sono tanti. E Genga 32 diceva ancora, dice, quanti lunghi spam si farà? Che cazzo vuol dire? Ma, dice, Russo cara mia, ma perché cazzo non nominano i mortacci loro? Ma che cazzo c'entri tu con la Russo cara mia? E loro vivono di quelli.
si devono occupare dei fatti degli altri. So zecche, sì, e l'ha detto, so zecche, lo devo dire, so zecche. Dice, se il buon nobile Alberto dice, ci aiuterà a ritrovare il grande simbolo di libertà. Dice, Russo cara mia, l'amore in tutto ancora regnerà se cara mia tornerà. Ma che cazzo te ne frega a te, ma nomina i mortacci tu. Quelli vivono così, so zecche. Ah, c'è una rispostina, dice, il buon nobile Alberto? Dice, una merdaccia, più merdaccia di lui? Chi non lo sbatte in galera o in manicomio. È una depravata mentale, sbattetelo in manicomio, no? Poi diceva ancora, certe scene, dice, ma manco in Iraq, manco in Afghanistan, i talebani, ma sono niente. Italia, di tutto di più. Dice, ma non è, dice, che è una fiction? Ma non è che è una fiction? Più o meno. I cellerini Paccola Roberto e De Angelis Giuliano, Massimiliano Monacelli, Brigante S. Elio, Buono G, eccetera, Lafayette Emilio, Oscar Peace, lì ci sono e fanno i provocatori in divisa o in borghese, un po' e un po'. Ah, poi dice, tradurre grazie, che è il titolo dell'ultimo video. Dice, in primo piano nel mio canale. Poi dice, i Superman d'Italia, ad esempio Travaglio, dice, sembra abbiano perso improvvisamente i superpoteri. Tu gli chiedi una traduzione, e quello ti cancella e ti blocca. Lui è contro il bavaglio, lui è contro i bavagli, è contro le censure, infatti parla sempre di censure e di bavagli, e sembra di quel cazzo di Berlusconi e di quei cazzo di giudici, non esiste nient'altro, lasciamo perdere. Dice, anche Saviano ha perso i superpoteri, dice, e anche Berlusconi. E adesso li riprende, no? Va a Napoli e va a fare ancora il miracolo numero 2. Sì, tradurre grazie, in primo piano, dice, nel mio canale, dice, i Superman d'Italia sembra abbiano perso improvvisamente i superpoteri. E qui ci andrebbe bene però la canzone, Ti vuoi sposare uno Superman? No, ti vuoi sposare una Supergirl? No, ma no, quella versione è a parte, niente, no, solo quella, no? Ti vuoi sposare una cantata da Angela? No, quella non si, niente, quella è solo, ti vuoi sposare uno Superman? La musica è sempre quella, va bene. Sono messo a camminare su un filo tra un palazzo e l'altro, saltello, vado avanti e indietro, io so tenere l'equilibrio. Può farmi vacillare il vento se spira più di 100 all'ora, ma non potrà farmi cadere perché mio amico è vuole bene. Da quando sto con te tutto è possibile. Se sulla luna andrò, ne taglierò lo spicchio e te lo porterò. Sei luna che ha bisogno di luna,
ha bisogno di stelle, cielo che ha bisogno di cielo, sole che ha bisogno di sole, luna, stelle, cielo, sole, quello che vuoi ti porterò.